mane he baikat bi halam demon na bayne waye bum gadok na mo. Cari amici di Ponzano, dopo l'esperienza del 2010 al 100 km del Sahara nel deserto, anche quest'anno 2011 partiamo per un'altra avventura, 100 km nel Senegal. Con l'amico Stefano partiamo per questa avventura. Beh, quest'anno io per esempio non volevo neanche andarci quest'anno perché ero preso un po' male con il discorso degli infortuni. Però Giorgio, non so, ti incanta quando parla, Stefano devi venire e alla fine ho deciso anch'io di andarci. La verità è che la passione ci unisce, tutto sommato la passione ci coinvolge in queste avventure. E così proviamo a fare questi 100 km del Senegal, naturalmente non è diciamo i 100 km del deserto, perché ci sarà un po' più fatica, ci saranno i leoni. Ci saranno motivi per correre. Però proviamo questa avventura bellissima, sicuramente ci darà tante emozioni e cosa posso dire? Io spero di arrivare fino alla fine. Sicuramente alla fine ci impegneremo per arrivarci, ovviamente sarà un'esperienza, non andremo tanto di corsa, però ci divertiremo anche perché è forte, passeremo per un parco del Senegal molto famoso, c'è una parte del percorso sul deserto, ci sarà una parte nella savana, Baobab, capanne di abitanti autoctoni, come si chiamano? Maasai e quant'altro, quindi sarà sicuramente una bella esperienza, oltretutto passare anche per le terre che non sono turistiche ma selvagge e se non altro. Mi pare che l'ultima tappa si arriva proprio alla Dakar dove hanno fatto la famosa Parigi-Dakar. Dopo aver attraversato tutta la savana, leoni e bestie feroci. Sì. Speriamo che vada tutto bene, naturalmente, ci sarà molto caldo. E dove avete colto l'ispirazione per questo viaggio, per questa avventura? Ma l'ispirazione è venuta dopo l'esperienza dei 100 km del Sahara, che ci siamo dedicati un attimino a queste ultramaratone, perché ormai stanchi delle maratone locali. Quindi abbiamo deciso di fare qualche ultramaratona, particolarmente nella terra d'Africa, che è molto affascinante per quanto riguarda sia la natura, i colori e quant'altro. Affascinati dal deserto, quest'anno vogliamo provare anche la savana. Mi pare che quest'anno è la prima edizione di 100 km nel Senegal. Soprattutto questa è la prima edizione, siamo i pionieri di questa manifestazione, esatto. Quindi con rischi e pericoli nostri Proviamo a affrontare questa avventura sicuramente. Ci stimola ancora di più questa avventura perché è la prima ovviamente. Esatto. Perché il discorso di 100 km del Sahara è stata un'avventura bellissima, però era la 25esima, mi pare, 12esima. Sì. Questa è la prima, allora proviamo. Tutto un altro sapore. E l'aspetto economico, diciamo? Beh, diciamo che l'aspetto economico anche quest'anno ci danno la mano veramente i sponsor, quindi veramente grazie. Nonostante il momento di crisi, nonostante il momento difficile, ma abbiamo trovato attorno a noi veramente dei sponsor magnifici che ci hanno dato veramente una mano, anche perché il costo non è proprio così irrisorio. Costa, diciamo alla fine. Quello sì. State allenando per questa esperienza o andate lì a bruciapelo? Ovviamente ci stiamo allenando. A me personalmente ha dato una grande, allenando la squadra di coach Cautorta,
famosa squadra del coach Carlo Torta, mi sono allenato per 4 mesi assieme con i ragazzi, con gli atleti, per cui sono partito avvantaggiato. Adesso stiamo facendo degli allenamenti, almeno io sto facendo degli allenamenti particolari per sopperire quelli che sono i 100 km, Montello, sali-scendi impegnativi. Penso che non sia una bella gara, insomma, resistere per questi 100 km. Infatti concordo con lui per il discorso del palio, con il coach Carlo Torta, siamo allenati veramente molto. Io sono allenato, però la prendiamo come divertimento, però sicuramente ci sarà tanto da soffrire, però ce la facciamo, dai. Bisogna. Leopoldo Massolin, grande sostenitore di questa nuova avventura. Non ho potuto che tentare quantomeno di riaccompagnare questi due avventurosi, perché già in una bella avventura di poco tempo con risultati eccellenti, perché non sostenere ancora una bella iniziativa. Tra l'altro mi spiegavano che in un terreno dove sicuramente si andrà a portare anche qualcosa di umanitario, penso, esatto, perché il passaggio, ecco, perciò questo, allora i motivi principali sono lo sport, la loro passione e questa cosa umanitaria che va. Il sostegno economico purtroppo quest'anno viene molto meno per la mancanza di sponsor molto importanti quali Eltec, Geonova. Ci dispiace, ma comunque i ragazzi con la loro forza e con quel po' di sostegno che possiamo dare noi come Playlife ripartono e spero si ripetano, perché è stata un'esperienza, direi, grandiosa. La passione non si ferma. No, assolutamente no. Playlife è passione. Esatto. Dopo tanti anni che facciamo parte del gruppo della Playlife, anche quest'anno Leo, veramente il nostro presidente onorario, ci dà la possibilità di fare questa avventura qua in 100 km in Senegal. Naturalmente iniziamo anche altri sponsor, perché sicuramente abbiamo altri sponsor. Li riporteremo sulle magliette, penso. Esatto, Perciò avremo modo di vederli. E il 27 ottobre facciamo. E partiamo per questa avventura che sicuramente ci farà crescere anche noi per quanto riguarda, diciamo, la nostra esperienza, la nostra voglia di correre e la nostra passione soprattutto. Quest'anno non sarà una corsa per quanto riguarda i tempi, ma bensì vogliamo fare una corsa e godersi il paesaggio e l'Africa, i colori meravigliosi dell'Africa e la terra Africa. Due cose: che non vi venga il mal d'Africa, che altrimenti vuol dire che diventa un vizio, e incrociamo le dita in bocca al leone, perché lupi non ce ne sono. Grazie. Bravi fioi. Gajah